Riprendiamo la linea, pochissimi chilometri come avevamo anticipato e adesso siamo a Lusurasco di Alseno, nello stabilimento del gruppo Conserve Italia, che è un polo questo dedicato esclusivamente alla lavorazione dei vegetali. Qui, e lo vedete alle nostre spalle, arriva il mais appena raccolto nelle campagne qui attorno, ma anche in Lombardia e quel pochino dal Veneto, perché questo è l'unico stabilimento del gruppo Conserve Italia che lavora, confeziona il mais. Andrea Armani, direttore dello stabilimento, qui le nostre pannocchie, qui comincia il ciclo. E cosa succede? Immagino bisogna tirare fuori questi granelli dal mais dolce. Beh, intanto buongiorno, ben arrivati. Quello che vedete alle mie spalle è il mais che avete appena visto nel campo, che avete visitato con il responsabile dell'ufficio agricolo. Il mais viene lavorato nel giro di qualche ora dalla raccolta, viene portato in stabilimento attraverso dei camion, viene controllato qualitativamente e poi dopo viene scaricato su questo piazzale. Tramite l'ausilio di una pala meccanica viene spinto su un nastro trasportatore e viene inviato alla prima fase, diciamo, del processo di lavorazione, che consiste nel eliminare le bratte, quindi tutta la parte vegetale, rimane quindi la pannocchia, che poi dopo può essere pronta per essere avviata alla seconda fase della lavorazione, che è quella poi, diciamo, il nodo centrale della nostra produzione, che è l'ottenimento della granella, che è quello che poi a noi interessa. Ecco, ma come si fa a togliere la granella dalla pannocchia? Tutto ovviamente meccanizzato, questo è evidente. È tutto meccanizzato, le bratte vengono tolte tramite dei rulli che girano in senso contrario e sono in grado di eliminare, diciamo, la parte vegetale. La pannocchia così ottenuta viene inviata a dei piani di cernita, dove abbiamo degli operatori e delle operatrici che manualmente selezionano il prodotto, e da qui viene poi inviato alle sgranatrici. Le sgranatrici non sono altro che delle macchine americane dotate di una testa di taglio con dei coltelli, le quali, girando ad una determinata velocità, sono in grado di diciamo, eliminare quello che viene definito il tutolo e quindi ottenere poi la granella, che verrà poi inviata ad una fase di lavaggio, a flottazione, di ventilazione, fino ad arrivare alle cernite elettroniche, cernita manuale, che poi vedremo quando entriamo in stabilimento. Ecco, immagino che voi abbiate una marea di scarto, quantità incredibili, perché poi per ricavare la granella tutto il resto, però non viene buttata. Noi là dietro vediamo dei camion e quelli sono tutti scarti di lavorazione. Allora, quello praticamente è lo scarto di lavorazione, quindi diciamo tutta la parte vegetale della pianta, e viene inviato o a impianti a biogas oppure per l'alimentazione bovina, quindi esce dallo stabilimento come sottoprodotto. È un qualcosa che viene comunque valorizzato e noi lo vendiamo durante, diciamo, i nostri 55-60 giorni di campagna. Perciò riusciamo a recuperare almeno, diciamo, il 70% di quello che poi è lo scarto, perché fondamentalmente la granella è un 30% quello che poi noi otteniamo da tutto quello che vede sul piazzale. Certo, ecco, voi siete in piena campagna, lavorate 24 ore su 24, 7 giorni dalla faccia, direi di sì. Sì, diciamo no, che va bene, sì, è no, positivo, diciamo no, si scherza. No, sicuramente, poi veniamo anche da un periodo abbastanza impegnativo che ha visto lo stabilimento, il sottoscritto, i miei collaboratori, quindi anche i dipendenti, perciò un grazie anche a loro per quello che hanno fatto, per come sono comportati, per la responsabilità che hanno dimostrato in questi 3 mesi di coronavirus, questo famoso Covid-19, che ci ha impegnato particolarmente, perché in questo periodo le vendite sono aumentate tantissimo e poi ci siamo ritrovati subito in campagna, e quindi anche questo, diciamo, che ha appesantito un po' le nostre giornate lavorative. Però è anche motivo di soddisfazione vedere che lo stabilimento comunque lavora, l'azienda è sana, lo stabilimento è sano, e quindi questo sicuramente lo vediamo come un punto di forza. Ecco, ma i numeri di questo stabilimento, voi lavorate, adesso siete ovviamente in piena campagna, adesso col mais, prima avete fatto il pisello, poi farete il borlotto, per cui c'è tutta la campagna del fresco. Poi si lavora sul prodotto secco, insomma voi lavorate comunque lungo tutto il corso dell'anno. Noi lavoriamo tutto il corso dell'anno, a parte il canonico periodo di chiusura, diciamo dal 20 di dicembre fino al 6 di gennaio, al 7 dopo l'Epifania, quando facciamo manutenzioni, e poi in base a quelli che sono i programmi che vengono poi mandati dalla nostra sede,
ripartiamo e quindi cerchiamo di sviluppare tutto il programma che ci viene consegnato. Ad esempio noi solo per la campagna del mais arriviamo a 400-450 mila quintali di mais lavorato, che come dicevo prima ci impegna almeno 55-60 giorni di campagna. Certo. Dipendenti quanti ce ne sono? Perché poi immagino che durante le campagne ci saranno anche tanto personale stagionale. Noi in questo momento tra fissi e stagionali siamo a un massimo di 250 persone circa, quindi direi che l'indotto anche per tutta la Val d'Arda è molto importante. Lo stabilimento è uno stabilimento dei primi anni 50 che poi ha subito tutta una serie di variazioni, di nuove costruzioni, fino ad arrivare ad uno sviluppo di una superficie che attualmente è di 120.000 metri quadrati, e quindi direi che siamo una realtà abbastanza importante e spero anche radicata sul territorio. E questo alle nostre spalle è il fiume Giallo, possiamo chiamarlo così. E qui arriva il mais già sgranato, pronto per l'ultima parte del percorso. Qui arriva il mais che abbiamo visto prima nel piazzale, fa tutte le varie fasi di lavorazione, e quello che vedete alle nostre spalle è il mais che arriva pulito, pronto per essere inscatolato. Quindi è il prodotto che noi otteniamo dalla pannocchia. Ma poi dopo, diciamo, cottura a vapore, 100% italiano, cotto a vapore. Cosa vuol dire? È una tecnologia importante. Sottolineiamo il fatto che è mais 100% italiano, mais Valfrutta, e quindi quella è una cosa molto importante, perché fortunatamente c'erano ancora molti clienti e quindi anche molti consumatori che cercano il nostro mais con tutta la concorrenza che c'è in giro, quindi per noi questo è sicuramente motivo di soddisfazione. La tecnologia dei cotti a vapore, che funziona sia sul mais ma anche su tutti gli altri prodotti che facciamo qui in stabilimento, è la tecnologia praticamente del sottovuoto e del poco liquido, nel senso che nella scatola, quindi diciamo nel prodotto finale, ci sono pochi cc di liquido, quindi pochi milligrammi di liquido, che alla fine è acqua e sale, e il resto è formato dal prodotto che voi vedete alle nostre spalle. E poi la tecnologia del sottovuoto praticamente serve per non creare aria all'interno della scatola, e quindi una volta che il prodotto poi viene sterilizzato, quindi è sterile dal punto di vista organolettico, quindi dal punto di vista commerciale, otteniamo praticamente un prodotto che è croccante. A differenza del classico prodotto in liquido di governo, quindi a scatola piena, questo è un prodotto che dà una croccantezza, dà una sapidità, e quindi anche al gusto, al palato si presenta diverso. Infatti i nostri clienti, molti dei nostri clienti preferiscono questo tipo di prodotto, ed è una linea che l'azienda ha mandato in commercio e quindi ha sviluppato diversi anni fa, e adesso la stiamo portando avanti con notevole soddisfazione. Voi producete per il mercato nazionale soprattutto? Allora, il mais soprattutto per il mercato nazionale. Come dicevo prima, è motivo di orgoglio avere clienti che cercano ancora il mais italiano, e oltre anche al mais mi piacerebbe citare anche il cece che viene prodotto nella zona della Puglia e della Toscana, che anche quello è 100% italiano, quindi a filiera tutta italiana, e anche quello devo dire che le produzioni negli ultimi tempi sono aumentate parecchio. L'ultima fase è appunto la sterilizzazione, poi l'immagazzinamento, poi pronto per il mercato. Poi dopo il prodotto è pronto per essere immesso sul mercato dopo un periodo di quarantena che viene fatto all'interno dei nostri magazzini. Ecco, perché lungo tutto il ciclo comunque ci sono dei controlli. Voi avete un laboratorio qualità e noi abbiamo praticamente un controllo qualità che controlla la materia prima dall'arrivo in stabilimento fino al prodotto finale. Quindi abbiamo una serie di operatori, operatrici che lavorano sulle nostre linee di lavorazione, che seguono in modo costante 24 ore il nostro ciclo produttivo e segnalano quelle che possono essere delle eventuali anomalie sia a livello di produzione, quindi sia a livello di macchinari, sia a livello proprio di qualità del prodotto, in modo tale da essere sicuri al 100% che quello che poi mettiamo in commercio è un prodotto che risulta gradevole al nostro cliente finale, quindi al consumatore. Confezioni, lattina, vetro, entrambe? Allora, il mais viene confezionato solo in banda stagnata, quindi confezioni da 3 kg, confezioni da mezzo chilo e confezioni in monodose, quello da 150 grammi. Bene, io la ringrazio per averci accompagnato in questo viaggio.
Qui si chiude la nostra puntata con i frutti della terra, vi dà appuntamento alla settimana prossima. In sovraimpressione vedete tutti i nostri riferimenti e come sempre la nostra puntata la potrete rivedere anche sui nostri canali social, su YouTube, su Facebook e sul nostro sito. Grazie per averci seguito, arrivederci alla settimana prossima. In collaborazione con